col cuore. Il Comitato Regionale Sardegna e tutte le componenti del calcio regionale sardo hanno tenuto un consiglio direttivo nella comunità di recente travolta dall'alluvione. 2 anni fa abbiamo festeggiato 70 anni dalla fondazione della Polisportiva Bittese, è stata una bellissima festa. Un consiglio speciale per tenere alta l'attenzione in un luogo che ha bisogno di sostegno e presenza, per portare solidarietà e vicinanza anche alla Bittese Calcio. Una botta terribile alla stessa sopravvivenza delle organizzazioni sportive. Anche dal punto di vista psicologico l'impatto è stato terribile. Tantissimi ragazzi che oggi, ogni volta che c'è una pioggia anche insistente che non è di carattere alluvionale, hanno paura. A noi interessa vedere loro i ragazzini, permettere loro di poter crescere nel modo migliore. Così almeno non parliamo di alluvione, noi parliamo di calcio, come personale del comitato direttivo. La presenza appunto è davvero, ci fa molto piacere, fa onore alla nostra comunità. All'incontro ha partecipato anche il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, insieme al presidente della Bittese, Giorgio Carzedda. Io devo dire che tante società hanno donato per noi, ci sono stati vicini, ci hanno chiamato, attrezzature. Significative le loro parole di ringraziamento. Non ci avete mai fatto sentire soli. Non è solo una questione di sport, ma anche di impegno sociale e vogliamo ripartire proprio dai giovani. Quando riprendiamo, io ho 2 bambini piccoli, quindi a me le dicevano ogni giorno. Quando riprendiamo, anche con proprio, non solo una frase così giusto per dire, glielo leggevi proprio in faccia, che i bambini avevano proprio voglia di rendere, perché comunque la soffrono ancora più di noi. Quindi noi come prima cosa abbiamo voluto far ripartire la scuola a calcio. Bitti ha partorito in questi ultimi 30-40 anni campioni, alcuni anche professionisti, Giovanni Pittalis, Antonio Castelli, Marco Pau e adesso magari me ne sto dimenticando qua. Si spera, come io auspico, si ripartirà il prossimo anno. Col presidente Gianni Cadoni nella sala convegni del parco Tepilora hanno partecipato il consiglio direttivo al completo, i delegati provinciali, le componenti AIA Marcello Angioni ed SGS Mauro Marras. L'impatto sociale è tutto lo sport, no? L'impatto sociale è importante. Il calcio da noi davvero è una percentuale altissima. L'inizio qua a Bitti. Un consiglio che ha fatto il punto sulla situazione del calcio dilettantistico in merito a una possibile ripartenza, almeno dei principali campionati regionali. Il calcio deve ripartire, il calcio deve essere sport, è un valore importante dal punto di vista sociale. Noi siamo pronti a ripartire, ma lo sono anche le società. Eccellenza femminile, C1 maschile e C femminile di calcio a 5, su cui si esprimerà il Consiglio federale. A Bitti prima c'è stata anche una squadra femminile negli anni 80, il prossimo anno ancora ce la metteremo tutta per andare in eccellenza, perché la Bittese. Intanto il calcio regionale attende le novità sul fronte nazionale. Si attende infatti il prossimo incontro del 5 marzo. Prima l'ufficialità sull'interesse nazionale, poi valuteremo le richieste dei comitati territoriali, ha detto così il presidente LND Sibilia. Ma si attendono novità anche in ambito regionale col passaggio in zona bianca. Sarà importante capire cosa verrà deciso per la ripresa degli sport di contatto, dilettantistico e amatoriale, sulla base delle disposizioni del DPCM che ha istituito appunto la zona bianca. Le attività ripartiranno sulla base di specifici protocolli. In questi paesini, già nelle città, ma in questi paesini ancora di più, essere dirigente e prendersi cura di queste società è proprio una missione, è proprio una missione importante. Noi a Bitti, grazie a Dio, il calcio ha un'attrazione particolare, quindi all'interno della società con i dirigenti ci sono tante persone che sono sempre state legate a doppio filo alla Bittese, che quindi sono nella Bittese da 40 anni e continuano ad esserci con entusiasmo. Intanto, anche in questo momento difficile, LND e Macron non faranno mancare la vicinanza alle società dilettantistiche, comprese naturalmente quelle della Sardegna, insieme per ripartire l'iniziativa che permetterà ai sodalizi con il settore giovanile, circa 9.000 in totale, di avere un kit gara completo, e per le società e gli atleti della Lega Nazionale Dilettanti c'è inoltre la possibilità fino al 28 febbraio di usufruire del 20% di sconto su abbigliamento e accessori sportivi non in saldo. Per informazioni più dettagliate basta accedere nella news specifica del sito FIGC Sardegna.